Presidente, cogliamo l'occasione per fare un punto, un po' e presentare la nuova squadra. L'avete fatto l'altro ieri in occasione della festa di San Vincenzo, ecco, ma facciamo appunto che tipo di squadra è, so che ci sono nuovi acquisti, insomma quali sono gli obiettivi di un campionato sicuramente importante in una serie superiore? È la continuazione di un progetto lanciato 3 anni fa, quando siamo ripartiti dalla Serie C. La squadra è stata allestita per disputare un campionato di vertice. Domenica scorsa abbiamo presentato alla città la nuova formazione, a giorni la presenteremo alle autorità e a tutta la stampa. La prima partita di campionato è il 19 ottobre con il Forte Chieti. Assieme a noi ci sono altri sodalizi che hanno allestito del roster di primissima importanza. Cercheremo all'ultimo di arrivare per primi, ma non sarà facile, ma la squadra è stata allestita proprio per questo. Lei è il nuovo allenatore della squadra, una squadra che quest'anno sicuramente milita in un campionato, una serie superiore. Ecco gli obiettivi che vi proponete e quale sarà anche l'impegno agonistico nel coinvolgere anche il territorio? Gli obiettivi principali sicuramente sono quelli di costruire. È una SEAP che ha un progetto ambizioso nel tempo. Quest'anno abbiamo il dovere di lottare per provare a stare là in cima nelle prime posizioni di questo torneo che si preannuncia molto difficile, ma ripeto, credo che l'obiettivo principale sia quello di costruire, quindi faremo di tutto per trovare le sinergie giuste in campo e fuori e costruire qualcosa che rimanga ad Aragona nel tempo. Gli obiettivi sono come sempre quelli di far bene. Sarà un campionato difficilissimo, però per ora si respira una bella atmosfera e i presupposti per far bene ci sono tutti. Pensi che quest'anno sarà un campionato più difficile rispetto all'anno scorso? Per come sono le squadre sulla carta probabilmente sì, però la squadra è attrezzata per poter far bene.